Ciao followers, un po' che non mi facevo vedere, ma stasera sono ricomparsa e inizieremo così, tanto per fare una pausa dalle 50 sfumature, a leggere assieme Tropico del Cancro. Non credo si veda, vediamo se si vede. Ok, Tropico del Cancro di Henry Miller. Qualcuno di voi l'ha già letto? Se sì, scrivetemi, che sono curiosa. Iniziamo. Abito a Villa Borghese, non un granello di polvere, non una sedia fuori posto. Siamo soli e siamo morti. Ieri sera Boris si è accorto di avere i pidocchi. Gli ho dovuto radere le ascelle, ma il prurito non ha smesso. Come si fa a prendere i pidocchi in un posto bello come questo? Ma non pensiamoci. Non ci saremmo mai conosciuti così intimamente, Boris e io, se non fosse stato per i pidocchi. Pensati. Boris mi ha fornito poco fa un compendio di come la vede. È un profeta del tempo. Farà brutto ancora, dice. Ci saranno ancora calamità, ancora morte, disperazione, come adesso, insomma. Non c'è il minimo indizio di cambiamento. Considerate che questo è un libro scritto negli anni 30 del secolo scorso. Il cancro del tempo ci divora. I nostri eroi si sono uccisi o s'uccidono. Protagonista dunque non è il tempo, ma la temporalità. Dobbiamo metterci al passo serrato, verso la prigione della morte. Non c'è scampo, non cambierà stagione. È l'autunno del mio secondo anno a Parigi. Ci sono stato mandato per una ragione che ancora non sono riuscito a comprendere. Anzi, lui dice a penetrare. Non ho né soldi, né risorse, né speranze. Però sono l'uomo più felice del mondo. Un anno, 6 mesi fa, pensavo d'essere un artista. Ora non lo penso più, lo sono. Tutto quel che era letteratura mi è cascata di dosso. Non ci sono più libri da scrivere, grazie a Dio. E questo allora? Questo non è un libro. È libello, calunnia, diffamazione. Ma non è un libro nel senso usuale della parola. No, questo è un insulto prolungato, uno scaracchio in faccia all'arte. Mi so persa. Un calcio alle divinità, all'uomo, al destino, al tempo, all'amore, alla bellezza. A quel che vi pare, insomma. Canterò per voi, forse stonando un po', ma canterò. Canterò mentre crepate, danzerò sulla vostra sporca carogna. Per cantare bisogna prima aprire la bocca, ci vogliono un paio di polmoni, qualche nozione di musica. Non occorre avere fisarmonica o chitarra. Quel che conta è voler cantare e dunque questo è canto. Io canto. Tania, a te canto. Vabbè, vorrei saper cantare meglio, più melodiosamente. Ma così forse tu non avresti mai consentito d'ascoltarmi. Hai sentito cantare altri e ti hanno lasciata indifferente. Cantavano troppo bene o non abbastanza. È il 20 e rotti d'ottobre. Non sono più dietro al calendario. Direste mai il mio sogno del 14 novembre scorso? Ci sono intervalli, ma fra un sogno e l'altro, e non ne rimane coscienza. Il mondo intorno a noi si dissolve, lasciando qua e là chiazze di tempo. Il mondo è un cancro che ci divora. Penso a quando il grande silenzio scenderà su tutto e dappertutto. Allora, infine, trionferà la musica. E quando tutto ci sarà, si sarà ritratto in grembo al tempo, tornerà il caos. E il caos è la partitura su cui è scritta la realtà. Tania, tu sei il mio caos. Ecco perché canto. Non io. È il mondo che muore, che depone la pelle temporale.
Ma io vivo ancora. Io ancora sono vivo, ancora ti scalcio in grembo. Sono ancora una realtà di cui si possa scrivere. Dormiveglia, la fisiologia dell'amore, la balena, con i suoi 20, con i suoi 20 centimetri di pene a riposo, il pipistrello, penis libre, animale con l'osso nel pene, donde con l'osso ritto. Per fortuna, dice Rémy de Gourmont, la struttura ossea è scomparsa nell'uomo. Per fortuna? Sì, per fortuna. Pensate al genere umano che passeggi con l'osso ritto. Pene doppio al canguro, addirittura uno per i giorni di lavoro, l'altro per le feste. Mappisolo. Lettera di una donna che mi chiede se ho trovato un titolo per il mio libro. Titolo? Ma certo! Amabili lesbiche. Viva d'aneddoti. No, vivi d'aneddoti. L'ha detto Boroschi. Ogni mercoledì pranzo con Boroschi. Officia sua moglie, che è una vacca rinsecchita. Ora studia però l'inglese. La parola che preferisce è filtri sozzo. Capite subito che questo Boroschi sono una rottura di coglioni, ma